Essere. Separazione Venezia-Mestre, salta il referendum, il TAR del Veneto accoglie i ricorsi del Comune e della Città Metropolitana contro Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Regionali e promotori della consultazione popolare. Stop a fondi periferia a Venezia, il vertice tra i sindaci dei comuni capoluogo per definire una strategia comune, l'attacco degli industriali. Tragedia a Camponogara, auto si ribalta in un fossato pieno d'acqua, il conducente muore poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Raffiche violentissime di vento e grandi nel maltempo ieri ha raggiunto tutto il Veneto, le aree più colpite tra Rovigo, Verona e Treviso. Coppia di gay insultate e aggredite da un gruppetto di ragazzi in centro a Verona, la denuncia di 2 imprenditori alla polizia, indaga la Digos. 3 neonate colpite da pertosse in pochi giorni a Padova e ricoverate in ospedale, erano troppo piccole per essere vaccinate. Troppe ore davanti al PC su Facebook, 56enne si scaglia contro il marito a graffi e pugni e aggredisce anche i poliziotti giunti a sedare la lite. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito ora dai titoli: separazione Venezia-Mestre, colpo di scena bocciato il referendum, il TAR del Veneto accoglie i ricorsi del Comune e della Città Metropolitana contro Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Regionali e promotori della consultazione popolare. Sentiamo in diretta da Venezia Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno a tutti da Venezia, dove poche ore fa nel corso della mattinata è stata pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale la sentenza sui ricorsi presentati contro il referendum del 30 settembre da Comune di Venezia e Città Metropolitana. Parliamo del referendum sulla separazione, votazione che non si terrà perché il Tribunale Amministrativo ha accolto in pieno le ragioni del sindaco Brugnaro e dei suoi tecnici che appunto chiedevano che venisse sospesa questa consultazione perché in contrasto con la legge del Rio. Niente referendum il 30 settembre, quindi tutto da rifare. Sono sotto shock i comitati separatisti che da anni portavano avanti una battaglia per far tenere questa quinta votazione sulla divisione in due del Comune di Venezia tra Laguna e Terraferma, entusiasti invece i comitati unionisti, il cui presidente Paolo Cumana ha organizzato immediatamente uno spritz celebrativo a Punta San Giuliano, che per lui è il simbolo di questo comune unico e dell'indissolubile legame che c'è tra Laguna e Terraferma. Si attendono inoltre le reazioni del sindaco Brugnaro e del governatore Luca Zaia, che aveva indetto questa consultazione come previsto dalla legge in quanto presidente della regione. Per il momento è tutto da Venezia, ma senz'altro ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo alla cronaca, auto si rovescia nel fossato pieno d'acqua e un uomo perde la vita, è accaduto questa mattina alle 6:35 all'incrocio tra via Roma e Dante a Camponogara. I vigili del fuoco accorsi tra Damira e Mestre anche con l'autogru e i sommozzatori hanno estratto il conducente, ma nonostante i tentativi di rianimazione il personale medico del SUEME ha dovuto dichiarare la morte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'uscita autonoma dell'automobilista. Ora sono in corso le operazioni di recupero della macchina. Raffiche violentissime di vento e grandi nel maltempo ieri ha raggiunto tutto il Veneto. A Treviso le zone più colpite sono state Castelfranco, Vedelago, Mareno e Paese, alberi e piante abbattute, numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Sentiamo.
Il maltempo atteso e annunciato è arrivato puntuale. In un attimo il cielo è diventato plumbeo, raffiche di vento violentissime e grandine in tutto il Veneto. A Treviso le zone più colpite sono state Castelfranco, Mareno, Vedelago e Paese. Un vero e proprio nubifragio che ha costretto più di qualche automobilista a fermarsi in macchina per la visibilità ridotta. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, alberi che si sono spezzati cadendo in mezzo alla strada. A Mareno gli uomini del 115 sono usciti insieme ai tecnici della Telecom per mettere in sicurezza 2 pali della rete telefonica caduti a terra. Nubifragio che si è presentato nel pomeriggio, tornando a farsi sentire anche alla sera. Sono state mobilitate squadre da Castelfranco, Montebelluna, Asolo e una da Treviso con l'autoscala. Allarme della Protezione Civile del Veneto per il rischio sul fronte idrogeologico in caso di piogge eccezionali. Colpite dal maltempo anche altre zone del Veneto, un primo acquazzone a Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est su Padova con raffiche fortissime, poi il Polesine, Venezia, il suo entroterra, il Trevigiano e infine il Friuli. In tutte le località il forte vento ha fatto volare cartelloni stradali e piegato alberi e pioggia battente con ripercussioni anche sul traffico automobilistico. Per fortuna non risultano feriti. All'Endinare in Polesine l'insegna del supermercato Famile è stato piegato dal forte vento ed è pericolante. A Mestre alberi sono stati abbattuti come birilli in viale San Marco, ostruendo la carreggiata e rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E le previsioni per oggi non lasciano presagire nulla di buono, sono previsti nuovi fenomeni anche violenti in tutta la regione con acquazzoni e raffiche di vento. A Ferragosto dovrebbe tornare il sole. Insultati e aggrediti davanti a decine di persone in piazza Bra perché omosessuali. Le vittime sono un 59enne e un 23enne imprenditori residenti in provincia. Il fatto è successo sabato poco dopo le 23. I 2 uomini sposatisi in Spagna alcuni mesi fa stavano passeggiando mano nella mano. Fino a qualche minuto prima erano in compagnia di alcuni amici in una gelateria di via Roma. Ad un tratto però sono diventati bersaglio di dileggio e di insulti omofobi e poi anche un forte schiaffo provenienti da un gruppetto di ragazzi seduti sui blocchi di cemento collocati a protezione degli Stone. Sull'episodio quella stessa notte la coppia ha presentato denuncia contro ignoti negli uffici della questura. Sui fatti ora sta indagando la Digos Scaligera e per capire cosa è successo saranno esaminate le immagini registrate dalle telecamere che si trovano in zona. 3 casi di pertosse in pochi giorni a Padova. Le condizioni delle 3 neonate colpite dalla malattia infettiva, tutte ricoverate in ospedale, sono in via di miglioramento. Sentiamo. 3 i casi di pertosse in altrettante neonate, tutte sotto i 3 mesi, che si sono registrati a Padova in questi ultimi giorni. 2 neonate sono state ricoverate d'urgenza in pediatria, nessuna è in pericolo di vita. Più serie erano invece apparse le condizioni della terza, di appena 3 settimane, accolta in terapia intensiva. Le sue condizioni appaiono ora in via di miglioramento, ma la prognosi rimane riservata. Tutte e 3 le neonate sono in isolamento, mentre per parenti e persone che erano state a contatto con le piccole è scattata la profilassi. E intanto sul fronte West Nile, come sappiamo, si è registrato il terzo decesso legato all'infezione, vittima una 74enne già debilitata dal cancro. Il virus del Nilo è ormai un'epidemia nella nostra regione, ma le ULS invitano a non farsi prendere dalla psicosi visto che la situazione è sotto controllo. Sentiamo il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'ULS 2 Marca Trevigiana, Roberto Rioli. Per oltre il 90% si tratta di una patologia minima rappresentata da febbricola di cui il paziente in genere non se ne accorge, che dura 1 o 2 giorni. In meno dell'1% c'è un coinvolgimento più ampio che si arriva fino a patologia di encefalite. I pazienti sono per la quasi totalità immunodepressi. In un solo caso abbiamo avuto un atleta che però era già febbrile e ha voluto comunque fare una gara pesante e quindi ha creato un'immunodepressione che lo ha portato ad avere delle complicanze che poi si sono risolte. La prevenzione è quella di utilizzare i repellenti nelle ore serali o alla mattina quando le zanzare pungono e cercare di coprirsi magari a maniche lunghe, pantaloni lunghi nelle zone dove la densità delle zanzare è elevata.
Individuato ed arrestato dai carabinieri l'uomo che il 9 agosto scorso ha sparato contro un cittadino albanese nella zona industriale di Oderzo, rischiando di ucciderlo. Sentiamo in diretta per tutti i dettagli Lina Paronetto. Buongiorno Daniela, sì, è così, l'episodio, lo ricorderete, è dello scorso inizi di agosto, quando a Oderzo un cittadino albanese venne colpito alla scapola destra da un proiettile calibro 22, esploso tra l'altro da un uomo travisato che gli aveva teso un vero e proprio agguato a rientro a casa. La vittima infatti è un buttafuori che lavora anche al Casinò di Venezia. Evidentemente chi lo ha appeso sotto casa conosceva i suoi orari, conosceva i suoi spostamenti, le telecamere di videosorveglianza della zona da cui i carabinieri hanno estratto i filmati che poi hanno contribuito a rintracciare il responsabile, lo immortalano al suo arrivo, immortalano la sua macchina. È esploso un colpo, gliene sono rimasti altri 8 nella pistola che portava con sé. Lui ha detto non volevo ucciderlo, volevo solo spaventarlo, per questo poi è esploso il colpo quasi per sbaglio. In realtà non è chiaro se la pistola si sia inceppata, se la sua volontà fosse quella di scaricare anche il resto dei proiettili contro questo individuo. Il movente è passionale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, questo 39enne che è stato arrestato mentre con la famiglia cercava di espatriare, perché già il giorno dopo ha caricato la famiglia, moglie e figli in macchina per far rientro in Albania. Ecco, secondo i carabinieri e secondo poi la confessione che ha reso una volta capito che il quadro a suo carico era ormai completo, lui non aveva digerito, non aveva mai lasciato alle spalle una relazione che la moglie in un momento di separazione della coppia aveva avuto con quest'altro connazionale. Relazione che era finita, la coppia si era riappacificata, ma questo 39enne di Mansuè non ha mai perdonato evidentemente all'uomo di aver avuto una relazione con la moglie. Da lì a questo sfogo, contestazione del tentato omicidio, l'uomo è stato arrestato, ora si trova agli arresti domiciliari perché il pericolo di fuga non sussiste più e rischia di dover sostenere un processo per tentato omicidio. Questo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso e restituisco la linea. Grazie Lina, andiamo avanti con il telegiornale. Continuano le indagini, ci spostiamo a Venezia, continuano le indagini sull'aggressione avvenuta in piazza Barche. Vi ricordate tracce di sangue, alcuni bossoli di pistola erano stati rinvenuti la scorsa notte dalla polizia intervenuta proprio con le volanti a Mestre. Era scoppiata una rissa e una successiva sparatoria nelle vicinanze di un bar. Testimoni hanno riferito che vi sarebbe stato uno scontro tra alcune persone scese da 2 automobili e di un'altra persona che per intimorirla avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Ovviamente un episodio inquietante sulla quale stanno indagando i poliziotti. Notte di Ferragosto in Prato della Valle a Padova, pronto il piano di sicurezza delle forze dell'ordine, in servizio 150 uomini e potenziati in occasione dell'evento le telecamere che sorveglieranno in diretta le persone. Sentiamo. 10 telecamere puntate su Prato della Valle la notte di Ferragosto insieme agli occhi di 150 uomini e donne delle forze dell'ordine. 8 dei 10 occhi elettronici sono stati installati appositamente per l'occasione, poi saranno rimossi. Controlleranno i 12 accessi in Prato, ma la copertura video della piazza sarà totale. Un controllo live, i movimenti delle decine di migliaia di persone presenti saranno monitorati nella sala operativa allestita al secondo piano della loggia Amurea. È una massa che si sposta molto sull'area, quindi ecco, stringerla con dei controlli ci è sembrato, non era uno spettacolo che stava su un punto, ma era proprio un'area aperta. Abbiamo pensato di implementare videosorveglianza, quindi le tecnologie più che stringere quei controlli, e naturalmente abbiamo lavorato insieme al Comune. Ci saranno comunque dei controlli ai varchi di accesso, riguarderanno il nuovo pericolo numero 1, il vetro. Torino insegna.
Dobbiamo fare in modo che le strade di accesso siano pulite, che non vi siano rimasugli di vetro. Abbiamo attivato dei controlli anche in borghese, abbiamo messo dei cartelli insieme al Comune ad ogni accesso in cui dice che tutto è videoregistrato e che ci saranno dei controlli in borghese, quindi abbiamo agito un po' sulla prevenzione e sull'elasticità. Quindi niente bottiglie di vetro in mano in Prato della Valle, mezzi dell'esercito verranno messi di traverso in alcuni degli accessi più larghi della piazza. Oggi diciamo, i nostri intelligence non scongiurano mai niente, però ci portano a ritenere che in atto non ci sono delle grandissime preoccupazioni, anche se nulla si esclude mai, la tensione è sempre alta. Ultima corsa alle 20:08 per il tram, che poi verrà sostituito dagli autobus che salteranno Prato della Valle passando per via Manzoni, l'ospedale e la stazione. Scatteranno invece alle 19 le deviazioni per alcune linee di bus. A Venezia è ancora in corso in questo momento il vertice dei sindaci dei comuni capoluogo e della città metropolitana di Venezia sul caso dei fondi per il bando periferie congelati dal decreto milleproroghe passato al Senato ed in attesa di passare alla Camera a settembre. 150 i milioni in ballo nella nostra regione, gran parte dei sindaci sulle barricate, in primis proprio il sindaco di Venezia, Brugnaro, che ha convocato la riunione. Intanto ieri l'attacco degli industriali di Padova e Treviso, provvedimento sconcertante, è stato definito quello che congela i fondi. I vertici di Assindustria, Finco e Piovesana hanno detto: ci appelliamo ai sindaci finché facciano fronte comune, superino le divisioni di appartenenza politica e pensino prima di tutto ai cittadini che rappresentano e alle economie del nostro territorio. Agli amministratori locali e ai parlamentari veneti chiediamo di intervenire in ogni sede opportuna per sbloccare al più presto queste risorse. Ovviamente ulteriori aggiornamenti relativi a questo vertice che appunto è in corso in questo momento in occasione dei nostri telegiornali serali. Ed ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri notiziari. È dovuta intervenire la polizia per dirimere un litigio tra moglie e marito a Padova. Trascorrere molto tempo davanti al computer a lungo andare può fare male, in un modo o nell'altro, come nel caso di un 56enne residente in zona Stanga a Padova, accusato dalla moglie di passare troppe ore sui social network e aggredito dalla consorte esasperata dopo l'ennesimo rifiuto a dare una mano in casa. Nemmeno l'arrivo della polizia ha contribuito a placare gli animi. Finito col marito, al quale ha tra l'altro fatto a pezzi la carta d'identità, la signora ha aggredito anche gli agenti, rimediando una denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Chi ha colto con favore la proposta del ministro Salvini è l'Associazione Nazionale Alpini, che da tempo porta avanti la proposta di reintroduzione della leva obbligatoria. Sentiamo. In una Vittorio Veneto addobbata dai tricolori per i tanti raduni d'arma che si stanno susseguendo in questo 2018, anno del centenario dalla fine della Grande Guerra, il presidente dell'ANA Francesco Introvigni accoglie positivamente la presa di posizione di Matteo Salvini rispetto alla Naia, istanza che le penne nere portano avanti da tempo e che non hanno mancato di ribadire in occasione delle due adunate che si sono svolte nella Marca nell'ultimo anno. Io credo che sia assolutamente condivisibile quello che dice il ministro Salvini sotto il profilo della leva. E credo che sia un bene per i giovani, per le famiglie e per l'Italia intera. Questo è ciò che pensa la maggior parte degli alpini e comunque la dirigente senz'altro. Vitale per dare continuità a corpi come gli alpini, ma non solo. Per noi significa dare la possibilità ai giovani di fare esperienze serie e concrete, di rivivere i valori, di proporli loro, di guardare al futuro anche per rimpinguare certo le nostre forze, ma non solo quello, ma soprattutto per creare una coscienza di nazione, di patria, per guardare i bisogni della società, per far sì che possano anche condividere quel percorso che noi stiamo facendo e intervenire laddove c'è bisogno. Mi riferisco e penso alle emergenze, penso alla necessità del sociale, al bene sociale in senso lato. Ecco. Altro che idea romantica, conclude Introvigne, ma un tema più che mai concreto. Credo che questa sia un'opportunità da non perdere e ciò che ha detto la Ministro Trenta, sì, non è solo sognare, voglio dire, io credo che dobbiamo proprio pensare concretamente, non certo a una servizio
servizio di leva alle armi come un tempo per l'uso delle armi, ma per i servizi di pace. E su questo argomento sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. La proposta di Salvini divide giovani e meno giovani. Ripristino della Naia, cosa ne penserebbe? Sì, sono d'accordo. Perché? Perché i giovani hanno bisogno di un po' di situazioni un po' più ferree. Sono d'accordissimo. Secondo me è un'ottima idea, è comunque un'esperienza utile ai ragazzi. Non lo vedo un anno perso come si pensava tempo fa. Quindi secondo me è una cosa positiva. Potrebbe essere un'idea per, non dico un anno intero, però una situazione di più breve, perché ai ragazzi d'oggi manca un po' di responsabilità e regolatezza nelle cose e avere anche rispetto delle cose degli altri. Non sarebbe male secondo me. Non tantissimo, però qualcosa ci vorrebbe, perché noi genitori siamo troppo permissivi. Questo sì, lo credo proprio io. Sono pienamente d'accordo sull'idea, non so come funzionerà, però sono d'accordo del nuovo progetto. Perché il giovane secondo me ha bisogno di un anno di naia, come l'abbiamo fatto noi, quindi regole. Io non sarei tanto d'accordo, preferirei che fosse una scelta personale. Chi lo fa perché magari gli piace o perché gli interessa, un interesse particolare, fare le cose che si fanno adesso, però sì, sinceramente non mi sembra utile, una cosa obbligatoria, insomma. Non sono d'accordo assolutamente, perché è inutile, io ho fatto la naia e quando l'ho fatta io era una spesa di soldi inutile, perché c'era gente che non faceva niente, sia tra noi commilitoni sia tra gli ufficiali, perché era una macchina tenuta su non si sa per cosa. Dico per niente, perché erano solo soldi buttati. A Vittorio Veneto sembra ormai ufficiale la presenza il 4 novembre del presidente Mattarella per la chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Noi aspettiamo il nostro presidente, uno perché è il nostro presidente, due perché è il centenario. Chi lo dà ormai come ufficiale, chi, come il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, aspetta che gli venga comunicato formalmente. Ma in cuor suo ci spera il primo cittadino di avere ospite il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il prossimo 4 novembre, quando la città e l'Italia intera celebreranno i 100 anni della vittoria. Noi ci contiamo, i Presidenti della Repubblica ad ogni decennale sono stati presenti nella nostra città. Noi fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo invitato l'allora Presidente della Repubblica e abbiamo rinnovato ovviamente al Presidente Mattarella l'invito qui a Vittorio Veneto per la chiusura del centenario. Siamo molto fiduciosi che possa avvenire. La data ovviamente la sceglierà il Presidente, ma noi qualsiasi data va bene. Centenario della Grande Guerra, che qui è stato celebrato con mesi di eventi e una mobilitazione generale, e non solo a Vittorio Veneto. La città e la sua storia sono tuttora presenti con 2 mostre fotografiche al Pentagono e all'Army Navy Club di Londra. I risultati che abbiamo ottenuto, confesso, e io sono ottimista di natura, non li avevo previsti. La mobilitazione soprattutto da parte della città è stata unanime, corale, basti vedere l'imbandieramento che è ancora presente nella nostra città e continuerà fino alla fine di queste commemorazioni del centenario. Ma quale messaggio si leverà il prossimo 4 novembre dalla città della Vittoria? Il sindaco Tonon non ha esitazioni. Direi quello che abbiamo messo in testa a tutte le commemorazioni del centenario quando scoppia la pace. È un augurio che facciamo a noi stessi e a tutto il mondo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Tempo molto instabile sulle nostre regioni con fenomeni anche forti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali piuttosto diffusi sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature in calo con minime tra 17 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 22 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia.
poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il maltempo con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà instabile infatti anche sulla nostra regione. Temporali frequenti a partire dal mattino e anche forti, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.